Divertente esecuzione del duo di Imperia, non solo ovviamente ben eseguita, ma anche è stato un concerto proprio particolare, insomma ci è piaciuto molto questo mischiare i generi e poi anche la sorpresa insomma del fischietto che magari vi avrà appunto lasciato attoniti, ma sicuramente vi ha divertito, vi ha coinvolto. È un modo anche poi, come diceva Sergio Scappini, lo ricordiamo alla fisarmonica, ci diceva in apertura che insomma c'è anche bisogno un po' di riequilibrare fra la serietà del violino, in questo caso interpretato ma con il sorriso ovviamente da Giovanni Sardo, e invece uno strumento che a torto è considerato magari un po' troppo, un po' snobbato, e invece noi abbiamo ascoltato con piacere, vero Roberto? Sì, tra l'altro un duo che sintetizza due anime della nostra provincia della musica, perché il violino lo sanno tutti, ma la provincia di Cremona ha una straordinaria tradizione anche in materia di fisarmonica, soprattutto a sud del territorio. Pensiamo a due grandissimi esecutori compositori come sono stati Gorny Kramer e Volmer Beltrami, due campioni veramente della fisarmonica a tutti gli effetti della nostra provincia. Grazie Roberto e grazie soprattutto agli artisti per averci fatto godere questa piacevolissima ora di musica, nonché ad Allai, l'Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana, per averli portati a Cremona. Con il duo di Imperia si chiude anche questa serata del concerto, grazie quindi allo staff tecnico di Studio 1 di Cremona 1 e anche a quello del Comune che ci ha ospitato come di consueto. Con voi l'appuntamento per la prossima serata, grazie intanto per averci seguito e arrivederci.